realtà a me piace affrontare il problema riconducendolo alla logica della mobilità passiva, che vede purtroppo la Regione Sicilia al terzo posto in questa poco gradevole graduatoria di livello nazionale. Esistono dei centri di eccellenza, ma la riflessione secondo me più profonda va fatta nell'analisi dei dati. Oggi ne avremo una computer rappresentazione dei flussi migratori per DRG, cioè per quadri nosologici registrati in dimissione dei centri fuori regione, e ci accorgiamo che gran parte, l'assoluta prevalenza di questa casistica è riferita a complessità medio e basse, e questo sorprende perché si tratta di casi clinici che sono regolarmente e fortunatamente in maniera assolutamente eccellente seguiti e risolti da presidi ospedalieri o ambulatori della nostra regione, soprattutto quelli che registrano DEA di secondo livello. E allora bisogna chiedersi quali sono gli strumenti che servono a correggere questa tendenza che non è assolutamente naturale. Gli strumenti sono quelli di guardare ad una corretta comunicazione, ma soprattutto riflettere che se c'è un ambito in cui la nostra regione segna il passo da troppo tempo è quello di non riuscire a stilare una graduatoria vera che possa servire di riferimento per la pubblica utenza circa le capacità e le performance rese da moltissimi dirigenti sanitari. E questo perché il sistema di valutazione della dirigenza del nostro servizio sanitario regionale è informato a logiche oramai troppo superate. Bisogna cominciare a guardare le capacità gestionali, ma soprattutto quelle professionali, numerandole, rendendole pubbliche, valutando e apprezzando i risultati assolutamente lusinghieri che molti centri ospedalieri e molti professionisti riescono a registrare ogni anno nella nostra regione. Abbiamo visto che ci sono dei casi nei quali il livello di qualità delle prestazioni che offre la Sicilia non giustificherebbe, uso il condizionale, una mobilità passiva. Cioè non si spiega in alcuni casi, per esempio nel caso dell'ortopedia in particolare, su artroscopie di ginocchio piuttosto che su interventi all'anca o al ginocchio, il perché ci sia una percentuale di mobilità passiva così alta. Perché? Perché il livello di qualità offerto dagli ospedali siciliani, siano essi pubblici che privati, è allo stesso livello e alla stessa altezza dei migliori livelli in Italia. E quindi la comunicazione deve essere articolata tenendo conto di questa specificità e tenendo conto del fatto che la qualità delle prestazioni è certamente un elemento fondamentale nella determinazione della mobilità passiva, ma non è l'unico. La comunicazione in generale è fondamentale, perché bisogna considerare che chi ci ascolta, chi ci legge, chi ci segue sui social e sui siti deve sapere, il cittadino deve essere informato da notizie vere, da notizie confermate, da notizie confrontate, che sono fondamentali per quanto riguarda le fonti. È chiaro che dal punto di vista sanitario ancora di più si cerca un'informazione esatta, precisa, perché si parla di salute, quindi questo per l'ordine dei giornalisti è sempre un punto di riferimento. Ecco perché anche in questa occasione siamo stati ben lieti di accettare l'offerta, diciamo, di svolgere un corso di formazione sia all'interno della nostra sede, come sapete un bene confiscato a Cosa Nostra, quindi ancora di più la legalità, la formazione, la notizia è fondamentale, e poi essere sempre al fianco di chi comunica e che comunica bene dal punto di vista, in questo caso, sanitario.